Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Intanto vi dico già scusate la voce, ma questa mattina mi sono svegliata praticamente quasi senza. Sono già le 8, siamo già sul sentiero perché stanotte con la nostra tenda da tetto abbiamo dormito qui. Abbiamo raggiunto Belluno e ci siamo portati al parcheggio delle case Bortò. Adesso, seguendo il sentiero 501, raggiungeremo il rifugio Settimo Alpini. Questo è il sentiero dove stiamo camminando, ci si inoltra subito nel bosco e si parte subito in leggera salita. Come vedete stiamo camminando sempre nel bosco e a parte la prima salitina iniziale poi abbiamo trovato tratti in discesa, alcuni in falsopiano e adesso stiamo continuando ancora a scendere, il che non so cosa ci aspetta dopo visto il dislivello insomma importante per arrivare a questo rifugio. No concrete jungles, no suburbia. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar where the palm trees dance and sway. So run with me. If we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? So if I lay down, will you come? So if I lay down, will you come? I don't wanna leave this place, I don't wanna go. For some reason I felt like that I've always known. This is where we're meant to stay, where we should be. This place is where the sun shines forever free. Una volta attraversato il ponte ci si trova in località Mariano a quota 681 e mi sa che da qui la pacchia è finita. Allora, da dopo quel ponte che avevo detto la pacchia è finita, era finita proprio veramente, perché la salita tira parecchio, non so se si vede la mia faccia deve aver cambiato colore,
anche perché poi un po' raffreddata così sto facendo il doppio della fatica, ma ci arriverò. Lungo il sentiero ogni tanto si trovano anche questi cartelli che vi indicano dove vi trovate e quanto ancora dovete morire. La senti questa voce? Ti canta il mio cuore. Poi la tieni? E appena si inizia a uscire dal bosco, ecco comparire il rifugio Settimo Alpini, sotto le incombenti pareti della Schiara.
Noi abbiamo appena finito di mangiare i panini perché, come vedete, il rifugio è ancora chiuso. Noi adesso torniamo alla macchina ripercorrendo lo stesso sentiero di andata. Noi siamo tornati alla macchina, gli ultimi metri li abbiamo fatti anche con qualche goccia di pioggia. Prima mi ero fatta impestare la voce, vediamo se riesco almeno a chiudere il video. Allora, dal parcheggio arrivare al rifugio sono 13 km e 6 con un dislivello di 1050 metri. La prima oretta si cammina anche agevolmente e poi quando parte la salita lì non c'è più scampo. Comunque merita veramente, perché il rifugio e anche il paesaggio circostante è veramente molto bello. Quindi, come al solito, se vi è piaciuto questo video, un bel like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella, così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E anche da questa volta è tutto, e sperando la prossima di aver più voce, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!